Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, vi stiamo parlando nella serata dell'Epifania. La location ovviamente è Piazza del Popolo e si conclude questa sera questa edizione di Vittorio Veneto sotto l'albero. Come di consueto sono qui con tre ospiti che rappresentano un po' le tre anime che vanno ad organizzare ormai per la seconda volta, per il secondo anno, Vittorio Veneto sotto l'albero. Abbiamo Ascom, abbiamo Confartigianato, abbiamo la Proloco di Vittorio Veneto e con loro cerchiamo in questi minuti di tracciare un po' un bilancio di questa esperienza. È passato un mese, ci siamo visti esattamente un mese fa proprio qui in Piazza del Popolo. Tanta gente, tante persone sono passate qui in Piazza del Popolo nel mese di dicembre 2019, in questi primi giorni di gennaio 2020, e quindi iniziamo a tracciare un po' questo bilancio. Quindi do il benvenuto a Corrado Bagliana di Confartigianato Vittorio Veneto, Flavio Uliana della Proloco di Vittorio Veneto e Michele Paludetti di Ascom Confcommercio Vittorio Veneto. Partiamo da Bagliana. Allora, com'è andata l'esperienza di Vittorio Veneto sotto l'albero di quest'anno, anche se la festa al momento continua? Sì, sta continuando come si sente. Ma è andata molto bene, siamo soddisfatti, c'è stato un evidente successo, soprattutto nei confronti dell'anno scorso. La squadra ha funzionato perfettamente, quindi questo ci dà anche buone speranze per il futuro. La formula delle nostre tre associazioni è una formula che si è rivelata di nuovo vincente, quindi assolutamente continueremo cercando di migliorare un passetto alla volta, anno dopo anno. Comunque credo che molti l'abbiano apprezzato. La città era, a parte la piazza, ma la città dava l'impressione di essere molto più frequentata del passato, e quindi da questo punto di vista l'obiettivo è stato raggiunto, perché l'idea era appunto quella di rianimare Vittorio Veneto. Rianimare Vittorio Veneto, questo l'obiettivo, questo lo scopo. Chiedo a Michele Paludetti, ovviamente questi risultati si ottengono grazie, come ci diceva anche Bagliana prima, alla compartecipazione di tante anime, e quindi ci sono le vostre le associazioni di categoria che la fanno da padrone, ma ci sono anche tanti grazie che vanno detti, no? Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, è la finale questa sera di questo mese intenso. È stato un mese positivo dove tante cose sono accadute nel bene sicuramente, qualcosa magari non ha funzionato come doveva, però noi siamo veramente contenti di come è andata. E i ringraziamenti sono per molti soggetti che sono scesi in campo, per tutto appunto il gruppo che ha lavorato, per Confartigianato, Confcommercio, per la Proloco, per la Banca Prealpi, per ovviamente l'amministrazione di Vittorio Veneto, e un grazie va a tutti gli sponsor che comunque hanno permesso che tutto ciò accadesse, dagli sponsor che hanno aderito a sovvenzionare questo evento per la pista che troviamo qua, per gli eventi che abbiamo organizzato, a tutti gli sponsor istituzionali che hanno messo comunque o il patrocinio oppure hanno sovvenzionato gli eventi. E direi un bel fine evento adesso. Speriamo che questa sera sia l'ultima sera e che sia veramente intensa, e poi da domani inizieremo a tirare le somme e speriamo che siano più positive che negative, ecco. Certamente, quindi abbiamo visto, vi abbiamo documentato anche nelle immagini la pista di pattinaggio, le immancabili casette che sono state un po' le protagoniste, soprattutto qui in Piazza del Popolo, che hanno ristorato anche i tanti vittoriesi che nel corso di questo periodo natalizio sono venuti proprio qui. C'è stata la novità anche quest'anno di una giostra un po' particolare qui in piazza. Allora chiedo a Flavio, così, avete provato l'esperienza, l'ebbrezza di salire su questa giostra? Sì, l'ho provata e devo dire che è stata un'esperienza piuttosto forte. Ecco, indimenticabile, diciamo. No, a parte la battuta, uno dei momenti clou quest'anno è stato con il Capodanno. La sera del 31 dicembre i vittoriesi si sono riversati in massa in piazza, hanno voluto festeggiare tutti insieme. Una cosa che insomma
l'anno scorso già era cominciata, quest'anno ha avuto un po' un bel coronamento, tantissima gente in piazza. Sì, certo, io credo che Vittorio Veneto debba essere orgogliosa per quanto si sta facendo, non solo in questa occasione, ma anche negli ultimi anni per quanto concerne il turismo, che è una voce molto importante per la nostra economia. Il villaggio di Natale non è semplicemente un'occasione di divertimento, un'occasione per passare una serata in allegria, ma ha uno scopo che è più nobile, che è quello della promozione del vittoriese. Chiunque abbia visto lavorare gli addetti durante queste manifestazioni ha avuto modo di constatare quanto impegno, quanto cuore, quanto testa mettono nell'organizzazione, e queste sono risorse senz'altro importanti per i vittoriesi, per Vittorio Veneto, e Vittorio ne è sicuramente grata. Certamente. Allora, intanto possiamo dire che abbiamo anche il pubblico questa sera, insomma, simpatico qui dietro le telecamere. Direi che possiamo concludere questo collegamento con un auspicio per l'anno che abbiamo cominciato da pochi giorni. Innanzitutto per tutte le categorie che voi rappresentate, perché sappiamo, insomma, il commercio da una parte, l'artigianato dall'altra, tutto il mondo del sociale, del volontariato, ok, che viene qui rappresentato anche dalla Proloco, quindi l'augurio da parte nostra è quello che il 2020 possa essere un buon anno. E poi per quello che riguarda il futuro, ci diceva anche Michele Paludetti prima, bisogna fare il bilancio e poi mettersi a lavorare. Assolutamente sì, da domani bilancini e poi partiamo con idee nuove. Speriamo il prossimo anno, anzi quest'anno, perché ormai siamo nel 2020, di accontentare un'ampia fetta di pubblico, ovviamente, di cittadini vittoriesi, e tentare di fare le cose sempre in modo migliore. Un buon anno, ovviamente. Buon anno quindi a tutti, anche a voi un flash, l'augurio ai nostri telespettatori e ai vostri associati. Beh, che sarà un anno bellissimo, il 2020 sarà l'anno importante per Vittorio e tutta la nostra zona, ci saranno tante novità, speriamo di giocarci le carte nel modo giusto, ma sicuramente credo che il prossimo futuro sia importante e positivo per tutti. Futuro positivo anche per gli amici della Proloco. Sì, un saluto a tutti gli amici della Proloco. Per quanto riguarda l'associazione, il primo appuntamento è il 19 di aprile per la Città del Fiore, un appuntamento sentito da tutti quanti. E dopo tanti appuntamenti, tutti a Vittorio nelle varie zone, qui in centro, ma non solo. Chiudiamo qui questa serie di speciali dedicati a Vittorio Veneto sotto l'albero. Anche da parte mia, ovviamente, l'augurio innanzitutto di un buon 2020 a tutti i nostri telespettatori e chissà, ci ritroveremo l'anno prossimo, nel mese di dicembre, con una nuova edizione di Vittorio Veneto sotto l'albero. Ciao!